My darling, I love you, I love you. I Love You Forever abbina in realtà molte parti delle mie vite, cioè si parla appunto di questi viaggi per Londra dove scopro nuova musica, dove studio nuova musica, ma anche di una storia d'amore che si sviluppa proprio in questa città. Da Londra a Milano passando per la Germania. Sono nato in Germania, ho vissuto lì per 12 anni, 10 anni a Colonia e 2 anni a Monaco e poi mi sono trasferito a Verona dove ho fatto le medie, liceo e poi adesso sono tra Milano e Verona. A Milano ho fatto l'università e adesso sono tra Milano e Verona per la musica. Una passione, quella per la musica, che Oliver coltiva fin da quando era bambino. Sono arrivato alla musica quando ho iniziato a suonare il piano a 6 anni, i miei genitori mi hanno portato alla lezione di pianoforte, poi poco dopo ho iniziato a cantare e poi ho messo insieme 4 accordi e il mio primo testo e da lì ho capito che era quello che volevo fare. E per il futuro, tanti progetti in cantiere. Progetti futuri, sto scrivendo tanto, sto producendo tanto, io sono cantautore, quindi scrivo i miei testi, scrivo la mia musica, sto preparando dei pezzi e tra poco ci sarà una nuova uscita, sicuramente un nuovo singolo, non voglio dire troppo, però sicuramente prestissimo ci sarà una nuova uscita, però intanto finiamo di goderci il mio ultimo singolo, I Love You Forever.